In questa maschera bianca, fatta e realizzata dal pittore simbolista belga Ferdinand Knopf, con toni diafani di pastello, si cela quello che è il grande mistero del nuovo ritratto tra fine Ottocento e primi del Novecento. Il volto deve svelare e deve celare al tempo stesso. La modella in questo caso che il pittore utilizza è la sorella, dai capelli rossi, dagli occhi cerulei e dal volto bianco, che per lui incarna un ideale di bellezza eterna e misteriosa al tempo stesso. Ricordiamo che Knopf era affascinato dal tema del mistero e dall'esoterismo, tanto da appartenere al movimento esoterico dei Rosacroce e da esporre ai salon dedicati appunto a questo genere di opere realizzati dal mistico Peladan a Parigi proprio in quegli anni.